Amici dello Scrigno del Calcio, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare del Modena di De Biasi, che è una delle squadre di provincia, diciamo così, che mi ha più entusiasmato seguendo il calcio. Mi ha entusiasmato la scalata di questa squadra e devo dire anche il gioco. Era una squadra molto brillante. Modena negli anni 90 metà anni 90, fine anni 90 attraversò un momento davvero complicato della sua storia. Dopo tanti anni di Serie B retrocesse nella stagione 93-94, problemi finanziari, una società non solidissima, e si ritrovò addirittura a retrocedere in C2, salvo poi essere ripescata e rimanere in C1. Non fu quasi mai all'altezza della promozione in Serie B in quegli anni, fino alla stagione 2000-2001, quando il tecnico è Gianni De Biasi, un tecnico abbastanza giovane ma comunque già con esperienza. Squadra ben amalgamata, solida, riesce a vincere finalmente la Serie C1 dopo un testa a testa entusiasmante con il Como, con connotati a volte anche drammatici come la lite e il pugno clamoroso di Ferrigno a Bertolotti durante lo scontro diretto, a cui ho dedicato un video a parte, su cui è inutile tornare adesso. Insomma, il Modena arriva primo ed è promosso direttamente in Serie B, torna in Serie B dopo 7 anni e all'inizio della stagione 2001-2002 è ritenuta una buona squadra, ma una squadra che più o meno farà un campionato abbastanza tranquillo, anche perché grosso modo non cambia nulla nella rosa degli emiliani, a parte qualche ritocco qua e là, fra cui l'arrivo di Marco Ballotta in porta. Ballotta classe 1964, tra l'altro curiosamente nato lo stesso anno dell'ultimo Modena in Serie A. Quindi a quasi 40 anni, a 38 anni, Ballotta, che è un po' il leader silenzioso dello spogliatoio, il leader carismatico. Ballotta arriva dalle grandi vittorie con la Lazio, quindi ha comunque vissuto spogliatoi importanti, a parte il Parma in precedenza, quindi davvero è un po' il collante fra l'allenatore e i giocatori meno esperti. Il Modena per il resto è più o meno lo stesso, gioco molto offensivo, molto brillante. C'è il cervello del centrocampo che è Omar Milanetto, che è anche il rigorista della squadra, c'è un trequartista o seconda punta come Andrea Rabito che proviene dalle giovanili del Milan e ha fatto una carriera secondo me inferiore alle attese. Aveva un sinistro davvero vellutato, ricordava un pochino Domenico Morfeo come movimenti, e in attacco la punta è Andrea Fabbrini, che è un attaccante piemontese che farà 18 gol totali, 2 in Coppa Italia e 16 in campionato. Il Modena vince le prime 3 partite, vince 2-0 in casa con il Bari, 2-1 a Crotone e soprattutto 4-1 contro il Napoli, ma più in generale vince 7 delle prime 10 partite, fra cui un clamoroso 5-0 in casa del Vicenza. Ora di clamoroso non c'è soltanto il risultato, ma c'è anche il fatto che il Vicenza 2001-2002 era probabilmente la super favorita per tornare in Serie A, allenata da Eugenio Fascetti, che era anche un esperto di promozioni, e invece fallirà miseramente l'appuntamento con il ritorno in Serie A. Alla fine il Modena fa talmente tanto bene nel girone d'andata che si permette quasi di amministrare nel girone di ritorno, pur continuando a giocare un bel calcio. Non avrà praticamente mai grandi momenti di flessione. Di solito in Serie B, che è un campionato lunghissimo, si hanno delle squadre che partono forte e poi calano, oppure che partono lentamente tipo diesel e poi allo sprint finale iniziano a macinare punti e vittorie. Il Modena ha un andamento regolare che alla fine lo porta a festeggiare alla fine di maggio, dopo lo 0-0 in casa del Genoa, la matematica promozione in Serie A, il ritorno in Serie A dopo 38 anni. Mi fece molto sorridere questa cosa, che noi all'epoca, che eravamo più o meno degli adolescenti, comunque dei ragazzi, davamo del vecchio a Marco Ballotta che aveva 38 anni.
e come vi ho detto prima il Modena torna in Serie A con l'età di Ballotta, 64, 2002. Nel 2002-2003 il Modena non fa stravolgimenti, esattamente come era accaduto l'anno prima. Squadra che vince non si cambia, si usa dire, e il Modena fa proprio questo. La squadra resta più o meno la stessa, ovviamente viene puntellata da alcuni giocatori, tra l'altro sono tutti giocatori che devono fare ancora esperienza in Serie A. Mi viene in mente Giuseppe Sculli, mi viene in mente anche Diomansi Camarà, non so se ve lo ricordate, attaccante molto magro, molto veloce, era una seconda punta che poteva fare anche il centravanti, non segnava tantissimo ma segnava gol pesanti, mi piaceva molto Camarà. Il Modena esordisce in Serie A, riesordisce in Serie A dopo quasi 40 anni nella prima giornata, che in realtà doveva essere la seconda, poi uno sciopero dei calciatori fece slittare la prima giornata che divenne la seconda. Modena-Milan 0-3, giorno dell'esordio di Nesta con la maglia del Milan, di Rivaldo soprattutto, a cui fu annullato un gol di tacco. Mi ricordo un Modena molto timido in quella giornata. Vi faccio vedere pure il ritaglio della Gazzetta dello Sport: 3-0 del Milan a Modena, doppietta di Filippo Inzaghi e gol di Dario Simic di testa, mi ricordo sul calcio d'angolo di Pirlo, eccolo qui. Questo è il ritaglio della Gazzetta dello Sport dell'esordio del Modena in Serie A. Ma dopo quella partita il Modena si scrolla di dosso un po' di timidezza e inizia a macinare punti. Vince la seconda giornata clamorosamente 2-1 in casa della Roma. Mi ricordo, se andate a pescare il servizio, sul 2-1 nel finale una parata di Ballotta su una bordata di Totti da 5-6 metri dalla porta, va giù come un gatto, una parata tra le più belle che io abbia mai visto, andatela a vedere. Batte alla terza giornata il Torino per 2-1, mantiene un andamento anche qui molto regolare, fa tanti punti nel girone d'andata, ha una leggera flessione nel girone di ritorno, ma proprio i punti accumulati all'andata permettono al Modena di non essere mai realmente risucchiato in zona retrocessione. Nel girone di ritorno c'è il picco del successo per 3-2 nel derby emiliano contro il Modena, tra l'altro in rimonta il 19 aprile del 2003. Alla fine la salvezza, se voi andate a leggere la classifica, agli stessi punti di Atalanta e Reggina che faranno lo spareggio retrocessione, ma in realtà è vero che la salvezza arriva alla fine e la salvezza aritmetica arriva solo all'ultima giornata a Brescia, pareggio per 2-2, ma è anche vero che il Modena con un calo nel finale viene leggermente risucchiato alla fine, ma io non ricordo il Modena davvero mai in lotta per la salvezza. Mi ricordo un Modena sempre con un andamento regolare, che giocava bene, che non aveva paura degli avversari. Ecco, forse solo alla prima giornata col Milan era un po' timido, un po' timoroso, ma mi ricordo anche una sconfitta con la Juventus di misura, con un po' di polemiche. Mi ricordo una sconfitta, pareggio con la Roma anche a ritorno, con pareggio della Roma con Dellas al 90°. Era una squadra veramente piacevole da vedere, un allenatore come De Biasi che faceva giocare bene senza paura la sua squadra. E dopo l'addio di De Biasi, che andrà al Brescia, l'anno dopo il Modena retrocederà con Malesani e Bellotto in panchina, e quello è l'ultimo Modena in Serie A 2003-2004. Poi oggi il Modena è tra l'altro anche in ottima posizione, nelle primissime posizioni della classifica di Serie B. Non me ne vogliano i tifosi del Modena, credo che ci siano squadre più attrezzate per la promozione, ma in fondo si diceva la stessa cosa nel 2001-2002 e il Modena salutò la compagnia e se ne andò in Serie A allegramente. Questa è la storia del Modena di De Biasi, una squadra che mi piaceva davvero tanto. Sarebbe bello rivedere il Modena prima o poi in Serie A. Questo è lo Scrigno del Calcio, mi raccomando iscrivetevi al canale e io torno domani.